Signore e signori, buongiorno, buongiorno, che meraviglia, che bel colpo d'occhio, che bello applauso. Allora, giornata speciale perché oggi celebriamo un negozio nuovo di una grande amica, Bianca Barini. Avete visto il logo, sfidiamo la crisi perché donna curvi è bella sempre, quindi già con questo slogan parte bene. Da un sogno di Bianca Barini nel luglio 2014 è nato il negozio Dolciforme, abbigliamento dalla taglia 46 alla 58, ed è una risposta alle donne curvi, con una precisa convinzione: non esiste taglia che metta limite alla bellezza e al fascino delle donne, con la certezza che la qualità dei tessuti e la confezione di un prodotto esclusivamente italiano non abbia limiti. Dolciforme propone una scelta accurata e attenta dei capi, anticipando la moda stessa. Il negozio, lo sapete, siete amici di vecchia data di questa ormai realtà tagliolese, è in via Roma 110 a Taglio di Po e si presenta in modo semplice ma nello stesso tempo con una caratteristica unica, e questo è importante. Gli oltre 500 capi presenti sono solo un capo per modello, quindi chi compra da Dolciforme ha anche l'esclusiva di avere un capo importante, di avere un capo anche fatto su misura e con caratteristiche decisamente interessanti. La cliente da Dolciforme trova una vasta scelta delle migliori marche, dall'abbigliamento sportivo a quello elegante, con particolare attenzione alla maglieria, ai giubbini, ai capispalla, all'originale braccialini, alle borse e alla bigiotteria sottile. Oggi Dolciforme si presenta e vi presenta le novità più attuali della moda nei suoi colori e nelle sue tendenze, e lo fa con modelli speciali. Però qua vi voglio l'attenzione. Innanzitutto facciamo un applauso, perché io ero dietro le quinte e ho visto con quale impegno, ma anche con quale fibrillazione si stanno preparando. Giustamente Bianca ha deciso di scegliere delle non professioniste, ma per l'originalità che distingue il negozio Bianca ha preferito donne vere, quelle donne che affrontano e vivono la vita di tutti i giorni e in tutte le sue situazioni, non perdendo mai la loro personalità, donne che Dolciforme definisce speciali. Voi. E quindi entriamo subito alla grande in questa sfilata. Si svilupperà in tre fasi, in tre situazioni. Praticamente la prima uscita è l'abbigliamento mattina, la seconda uscita è l'abbigliamento pomeriggio e la terza uscita è l'abbigliamento elegante, come solo voi sapete essere. Che appunto la versione mattino, come spiegato prima, abbiamo la mascotte di questa sfilata ed è Francesca, una giovanissima amica di Dolciforme, che vi presenta jeans e maglietta braccialini con giubbino. Signori, ad aprire questa sfilata l'amica Francesca. E brava Francesca, e adesso entriamo veramente nel vivo con Federica, con un cappotto rosso reversibile e in pelle. Cosa è successo? La musica è troppo alta? Comunicazione di servizio. Allora, le modelle, visto che abbiamo il nostro fotografo ufficiale Piero, voi lo conoscete Piero, lui ha 1 miliardo di fotografie.
E quindi ci ha chiesto Piero di fermarti là in fondo che vuole farti una foto immortalata. Ed è il momento di Federica, cappotto rosso reversibile con pelle, più pantaloni neri Farro Aucas, più maglie con rose Katia Ricciarelli. Federica, ti do una mano per scendere. Oh, ma è quasi una professionista, complimenti, complimenti, complimenti. Ed è il momento di Stefania. Eccola. Con pantaloni Principe di Galles, più maglia e borsa a braccialini, tema schiaccianoci. Ma complimenti Stefania, ma che meraviglia, anche a te quasi una professionista con come affrontano il red carpet. E adesso sempre su questo red carpet Doralice, quella là, guarda, hai un cavaliere che ti accompagna. Doralice con una casacca e soprabito fantasia, più pantaloni Futura. Complimenti Doralice, aspetta che ti do una mano per scendere, però sono brave, sono brave. E adesso è il momento di Elena. Quella là. Buongiorno Elena, con una maglia e sopra cappa, tartara, rock, braccialini, più pantaloni Futura. Complimenti Elena. Quinta uscita, Monica, con un abito nero con frange madrilena. Complimenti Monica, dammi la mano che ti aiuta a scendere. E adesso per voi Beatrice, con un abito maglia seta fantasia C e C, prego. Brava Beatrice, non ha neanche bisogno della mia mano, con quale sicurezza fronte red carpet. Adesso è il momento di Sara, quella la Sara, con
un giubbotto animalier, canotta futura e giubbino leopardato più jeans B e G. Complimenti Sara, non c'ha neanche bisogno della mia mano. E adesso Stefania con un abito particolare di Monica Magni. Stefania, abito Monica Magni, principe di Galles e pelle. Complimenti Stefania, vuoi la mano? Ormai non c'ho più il sex appeal che avevo un tempo, e con un paio di pantaloni bordoneri Monica Magni è il momento di Rossella. Prego Rossella, dammi la soddisfazione che ti accompagno. Complimenti a Rossella, che si ferma nel centro del red carpet per gustarsi l'applauso. Prego Rossella. E con una gonna lunga bordeaux, camicia e mantella in tinta, è il momento di Barbara. La mia amica Barbara Braghina, giornalista, blogger, ma soprattutto una modella. Borsa Braccialini a corredare il tutto, e come detto prima, gonna lunga bordeaux con camicia e mantella in tinta. Complimenti Barbara. È il momento, con una giacca in lana cotta e pantaloni luxury, Emanuela. Prego Emanuela. Giacca in lana cotta più camicia e pantaloni luxury. Complimenti Emanuela. E adesso per voi Arianna. Complimenti Arianna. Cappotto con inserti in pelliccia ecologica, maglia paraocas e jeans luxury. Mi hanno sottolineato che si dice paraocas, dietro bene.
Arianna ed è il momento della nostra grande amica Silvia con un completo etnico, pantaloni e giacca zainetto. Prego Silvia. Siamo all'ultima uscita di questa prima manche dedicata alla versione mattino ed è ancora Stefania che ritorna sul nostro red carpet. Prego Stefania. Cappotto e giubbotto lungo Paraocas. Paraocas è per il pubblico spagnolo. Complimenti Stefania. Siamo alla fine della prima parte. Adesso le nostre amiche si devono preparare. Sono o non sono brave? Sono o non sono professioniste? Taglio di po', sempre di più, paese di artisti, navigatori e altre cose. Allora, intanto che passano i 10 minuti, io ho la passione di avere passioni. Io ho mia moglie che mi guarda e comincia a tremare. A me piace cantare. A me piace cantare. Abbiamo un po' le attrezzature un po' sul precario, però proviamo a fare questa canzone. Allora questa canzone sarebbe dedicata alle Georgia, sarebbe uno stato dell'America, però noi la dedichiamo a tutte quelle che si chiamano Georgia. Georgia. But would I turn those villainy and keep Georgia on my mind? Soprattutto bene. I say Georgia, mi spiego tutto. Lascio le parole e si è seduta la Laila davanti. I saw of you, so sweet and clean as moonlight on the beach. C'è qualcuno che si chiama Giorgia? Nessuno? Oh tonight, reach out to me. Tonight, smile family, still in peaceful. Prima si let's back to you. I say, Georgia, Georgia. Just you know, with some love, and I keep Georgia on my mind. Grazie dell'attenzione. Sentiamo se sono pronti qua dietro. Siete quasi pronte?
faccio un'altra? Allora come viene anche l'altra, Basta che roba ti appoggio. I miei giorni felici li ho vissuti con te. Come mi piacciono gli applausi. Un'estate improvvisa che sapeva di te. Le notti di fumo, i giorni d'ansietà, non sapevo quanto avevo te. Ho atteso nel vento, tu dimmi dove sei, ma nessuno non mi rispondeva. Cambio. E questa la sapete? Non ti scordare di me, la vita mia legata a te. Io t'amo sempre più, nel sogno rimani tu, non ti scordare di me, la vita mia legata a te. C'è sempre un nido nel mio cuore per te, non ti scordare di me. Vediamo se sono pronti. Bravo. Sono pronte? Sono prontissime. E non mi hai detto che era un gioco. Fermatevi. Cosa vale la mia vita se tu mi manchi a poco, perché mi hai dato le tue mani, se adesso dalle mie ti allontani, non so più ricominciare, perché m'hai fatto innamorare. Come mi piace cantare, ma come mi piace. Riprendiamo la nostra sfilata. Seconda uscita, versione pomeriggio. Ed è il momento di Federica. L'abbiamo già vista come ha affrontato il red carpet prima e adesso ci stupirà con effetti speciali. Donna Pelle, Monica Magni e anche Felicia Parocas.
Federica. Complimenti Federica. Ed è il momento di Stefania. Con un pantalone Monica Magni e chiodo nero. Abbiamo detto prima della unicità dei capi, 500 capi in assortimento, però l'esclusiva di ogni capo, perché è un capo per ogni articolo. Complimenti Stefania, la tua clacca ti applaude e ti osanna. E la seconda uscita di Elena, in questa Doralice, scusa ho sbagliato, Doralice scusami, ti fai anche un gesto di stizza ma ti voglio bene lo stesso. Casacca seta, i pantaloni Futura e una borsa leopardata che non vedo. Anche Doralice ormai nella seconda uscita una sicurezza per affrontare la passerella degna di Noemi Campbell. Girati che Piero deve fare le foto forse. Complimenti Doralice. Ed è il momento di Elena. Poi là, con un abito Dada Jolie bombato e collana d'oro. Elena, a tua disposizione il pacchetto. E adesso questa seconda uscita, Monica, là, tutta in pizzo e pelle, duchessa e smeralda, più il cappotto. Complimenti Monica, anche a te l'applauso prima dell'uscita. E adesso è Beatrice che calca questo red carpet. Complimenti Beatrice, con un abito e giacchino imbottito duchessa e smeralda. Complimenti Beatrice. E adesso con un abito arancio e soprabito profilo in trainetto, Sara. Complimenti Sara con questo abito straordinario e questo soprabito adeguato. E adesso Stefania ritorna con un cappotto damascato verde
leggings e luppetto nero. Brava Stefania, ma guardate con che nonchalance, con quale sicurezza affrontano il red carpet, che non è cosa da tutti i giorni. Brava Stefania. E adesso Rossella. Rossella, l'eleganza fatta a donna. Con un tailleur grigio, oro e pizzo dipinto a mano. E risottolineiamo ancora l'unicità dei capi. All'entrata o all'uscita ci sono poi delle piane, delle ditte che stiamo presentando oggi, in particolar modo di Futura, che potete prendere e portare a casa e controllare con calma i vari capi esposti oggi. Complimenti Rossella. E adesso con una gonna lunga nera e una pelliccia barbara. Bella. Pelliccia corta con maniche di mono. Oltre all'abbigliamento molti sono gli accessori che potete trovare da Dolci Forme. Complimenti Barbara. A disposizione e con un abito bianco nero stile pop sfasato Emanuela. Per questa seconda uscita di Emanuela. Complimenti anche per l'eleganza nella sfilata. Emanuela con un completo Futura Arianna. Completo Futura con rose rosa, visto, abito e giacca. Complimenti Arianna, un ultimo giro per far vedere la tua proposta. E il momento di Silvia, reduce dai successi di ieri sera con la compagnia teatrale Taglio di Po. Prego Silvia, con un abito color prugna, con gonna a ruota damascata.
Silvia, con questo abito versione pomeriggio, non c'ha bisogno del baggetto. E adesso, ultima ma non ultima, per questa versione pomeriggio, Stefania. Ehi là, che meraviglioso cappotto, Elisa Cavalletti, imbottito lungo. Complimenti Stefania, che chiude questa seconda uscita. Complimenti Stefania, ma guardate come affronta con disinvoltura questo red carpet. No, sono stupito e basito. Allora, abbiamo chiuso la seconda manche, la versione pomeriggio di questa sfilata. Conoscevate il negozio Dolci Forme? Lo conoscevate? Allora, ve l'ho detto prima, in uscita c'è la possibilità di prendere dei dépliant, di prendere delle brochure, potete portare a casa e guardarle con tranquillità. Prima di passare all'ultima e definitiva uscita, volevo fare l'applauso e chiederlo a voi per le bravissime modelle. Non è facile affrontare una red carpet, e quindi a maggior ragione io ve lo chiedo, volete che cambi e volete Barabba? Allora, intanto che si preparano, faccio una canzone dedicata a tutti quelli che si vogliono bene, che si amano. Vediamo se la facciamo bene poi. Come viene, dedicata a tutti gli innamorati. È una delle più belle canzoni di Gino Paoli. Bella così come sei, non mi sembrava possibile tra tanta gente che tu t'accorgessi di me. È stato come volare dentro in camera mia, come ne sono più dentro di te. Io ti conosco da sempre e ti amo da mai. Fai finta che solo per noi due passerà, dovrà finire prima o poi questa storia d'amore. Vorrei già tardi, fai presto, se tu te ne vai. Finta che solo per noi due passerà, il tempo umano passerà, questa storia d'amore.
Vediamo come siamo messi. Siete già pronte? Allora, sono quasi pronte. Chiedo, innanzitutto un'amica è una cantante, lei è una bravissima cantante, la conoscete, la moglie di Fulvio, loro sono come l'Albano Rovina del Polesine, o come Chip e Ciondolo. Cosa ti sembra di questa presentazione, di questi vestiti, tu che sei anche donna di spettacolo? Veramente favolosi, fino adesso veramente eccezionali tutti quanti, bravissime anche le modelle, così improvvisate ma bravissime. Ha ragione, ha ragione. Vestiti eccezionali veramente. Sai, c'è il tocco di due grandi artiste. Abbiamo citato Bianca Barini, poi dopo sappiamo che c'è la consulente speciale, che vediamo se riusciamo a intervistarla. Poi ho visto qua a destra ci sono due signore, che c'è la mamma e la sorella di una che sfila. La signora, giuro, alla prima uscita, io c'ero lì, ha fatto una lacrima. Anche la sorella. Cosa ti sembra della sfilata? Meravigliosa, veramente. Mi sono commossa in particolare quando ho visto mia sorella, però è tutto meraviglioso. Bellissimo proprio. Complimenti a tutti gli organizzatori e a Barini, Bianca. Grazie. Le modelle e anche al presentatore. No, io voglio che la signora mi faccia una frase. C'è una frase che contraddistingue noi polesani quando parliamo dei nostri figli. Voglio che lei mi dica: cara la meputtina. No, adesso me lo dice. A cara la mia putina anche 2 volte che dico. Per fine sempre la mia putina. Brava, brava. Davvero, noi quando parliamo dei nostri figli abbiamo poi questa enfasi. Ci siamo. Ripartiamo, terza uscita. È la versione sera elegante. Io dietro le quinte ho dato una sbirciata, sono capi veramente straordinari e qua abbiamo bisogno veramente della massima attenzione per poi dopo fare l'applauso al meritato successo alle nostre amiche che hanno sfilato. E ripartiamo, versione sera elegante, e ancora una volta ad aprire questa sfilata è Federica. Complimenti Federica. Con un abito nero crepe di seta e Pietro Swarovski nel bustino. La storia di La Penna dà quel tocco in più in questo abito particolare di Monica Magni. Il bustino ulteriore tocco d'artista, un bustino in pelle. Complimenti a Federica. E per questo c'è il pacchetto a disposizione. E per questa terza uscita è il momento di Stefania, con un abito nero in pizzo elasticizzato, con uno stola di pelliccia rossa in La Penna di Monica Magli. Brava Steffi, come la clac sta urlando. Complimenti a Stefania, che viene alla terza uscita con quale sicurezza. Appena detto, ho buffato, ho buffato.
poi non si avvale neanche del paccetto. E adesso con un tagliere in cani di seta, Doralice. Stavolta ci ho preso, Prego Doralice. In questa versione sera elegante, un tagliere di cani di seta con sottogiacca in lamè. Bravo Doralice, ti puoi avvalere del paccetto. E adesso, cara la Neptutina, è il momento di Elena. Con pantaloni leopardati, Monica Magni e giacca nera, con capelli in pelle. Brava Elena. La sesta uscita è il momento di Beatrice. Monica, scusate, è colpa mia. Monica con un abito in pizzo e pelle smanicato, con di spalla. Anche Monica c'ha la sua clac. Complimenti Monica. E adesso è il momento di Beatrice, con un giubbotto nero pelle Pasis che canotta con pietre dure e pantaloni neri in ecopelle e tessuto. Complimenti, guarda che buon gustaia. E adesso per voi Sara. Ecco Sara con che sicurezza affronta la passerella con un abito profilato in pelle, con catena oro col giubbino a frange. Complimenti Sara. E adesso è il momento di Stefania, con ancora lei, con un abito lunghette con balza in pizzo traforato. Brava Stefania. E
adesso un'altra Stefania. Prego Stefania, con una giacca damascata in seta blu e nera e pantaloni neri, completo Monica Magni. E adesso con un abito con inserti in pizzo, Rossella. Giubbino in latella e abito in pizzo con inserti in pizzo. Complimenti a Rossella. E adesso è il momento di Barbara, con un completo in lamè e blusa e leggings neri e borsa braccialini. Complimenti Barbara. E adesso con un abito in pizzo nero Futura, Emanuela. Elegantissimo in questa terza uscita per la sera elegante. Un abito in pizzo nero Futura. Complimenti Emanuele, questo elegantissimo abito. Ed è ancora Stefania che ci presenta una giacca rose rosse con profilo pizzo e sotto giacca e pantaloni. Grazie a Stefania che ha fatto più e più uscite, complimenti. E adesso siamo verso la fine di questa terza uscita ed è il momento di Arianna.
con un abito nero, pizzo, fondo giallo, Duchessa Esmeralda. Complimenti ad Arianna, anche a lei l'applauso meritato di questo pubblico. La nostra beniamina, Natalia Deselocca, la grande amica Silvia. E qua siamo per la gioia del mio amico Marcellino, tutta nera bordeaux, con pelliccia corta, color amaranto. Complimenti Silvia. E questa 16ª uscita Monica, con un completo pantalone e giacca. Anche Monica un completo elegantissimo. Complimenti Monica. Abbiamo aperto con la nostra mascotte, con una simpaticissima. Mi ha detto c'è una bambina che comincia e mi sono trovato una donna grande che ha 10 anni ma che si chiama Francesca, ha aperto la sfilata ed è la nostra mascotte che chiude la sfilata. Ciao Francesca! Maglia, braccialini e jeans e giubbotto per chiudere in allegria questa sfilata. Anche lei, guardate con quale sicurezza affronta la passerella. Brava Francesca, brava Francesca. Francesca, non uscire, resta qua con noi. Guarda, mettiamo così, lasciamo il logo, perché adesso è il momento di chiamare tutte le protagoniste della giornata, tutte le signore che hanno avuto la bravura, la caparbietà e l'eleganza di affrontare, e sono Federica, Stefania, Donalice, Elena, Monica, Beatrice, Stefania, Sara, Rossella, Barbara, Arianna e Silvia, le protagoniste di questa giornata, tutte sulla passerella. Emanuela, rimanete qua, mettetevi a raggio, ecco, tutte vicino, lasciando il logo libero, perché come tutte le sfilate importanti, come tutte le passerelle importanti che si rispettano, vediamo che tutte prendono posizione, ecco qua un po' a sinistra, un po' a sinistra. Ecco, che dire, l'abbiamo già annunciato ed è veramente un negozio di un'amica, e voglio sulla passerella, per un applauso vostro, Bianca Marini, perché in un momento di particolare per l'economia italiana ha voluto crederci. Vieni Bianca.
Eccola Bianca! Prego Bianca! Complimenti Bianca, però so che vuoi ringraziare anche un'altra persona. Vieni qua vicino a me, vieni qua vicino a me. Io so che vuoi ringraziare una grande amica. Buonasera a tutti. Vuoi il microfono? Allora, in primis alle mie modelle per la disponibilità e l'entusiasmo dimostrato, sono state bravissime. Leandro Maggi per la perfetta conduzione dell'evento. A mia sorella Michela. Ad Andrea Lazzarini, che dopo andremo a degustare tutte le cose che ha preparato. Abbiamo un aperitivo per tutti. Poi a Claudia, Luciana e Paola, che sono sempre disponibili per i ritocchi sartoriali, e anche Pasqualino. Al mio amico Piero per il servizio fotografico, alle parrucchiere Milena, Alessia, Ramona, alla mia amica Mara che quando la chiamo non mi dice mai di no, un grazie particolare a tutti voi per avermi dedicato questo pomeriggio che mi auguro sia stato piacevole. Ed ultis in fondo chiamo un'amica speciale, la mia amica Laila. Grazie Laila. Che non finirò mai di ringraziare. E lei è un'organizzatrice speciale di eventi, come ben sapete. E senza il suo aiuto impeccabile non sarei mai arrivata ad organizzare questa sfilata. Un grazie alla stampa presente e basta. Grazie a tutti e al prossimo evento di moda di Dolci Forme. Mi hai così annunciato, devo dire anche qualcosa. Allora, un grazie infinito intanto a tutti voi, perché in effetti se non foste venuti questa giornata non sarebbe stato possibile. Comunque grazie a Bianca che come ha detto prima Leandro, in un momento di crisi ha creduto, ha voluto, faticosamente anche, però con molte soddisfazioni da parte delle clienti, sta portando avanti qualcosa che io definisco molto bello, perché è tutto di qualità italiana, da non confondere con quella cinese o di altre provenienze. È stato un anno particolare che purtroppo con qualche anche intoppo di salute un po' troppo forte, però ecco, quello che l'ha molto aiutata è stato proprio la vicinanza delle sue clienti e questo lavoro che lei ama moltissimo, altrimenti non si sarebbe sicuramente intrapresa in un'avventura così. Hai solo 30 anni, di conseguenza 57.
Ecco, è proprio da ammirare per questo, perché a volte i giovani così sono resti, magari non c'è lavoro, però siamo noi che dobbiamo andare incontro al lavoro. È vero che non è facile, però lei lo ha fatto, ne sta ricevendo, ecco, tutto l'affetto. Che mi spingi, che mi sproni sempre ad andare avanti. Io sprono tutti, no, è perché è lei che vuole. Perciò niente, mi ripeto ancora, grazie a tutti voi. Il suo negozio, voglio ricordarlo, è a Taglio di Po, per chi non è del luogo, è in via Roma 110, facile da trovare perché è dopo il Conad, dopo la pescheria, dopo Schivolo del Vino, e dopo c'è lei, vi potete fermare, sarà sempre lì ad attendervi, esclusivamente per voi, con capi unici e sempre a braccia aperte. Grazie. E insomma, vi è piaciuta la sfilata? La ripetiamo quest'estate, magari fuori in un ambiente diverso? Allora, io approfitto anche di questo microfono per annunciare un altro evento. Avrete visto sulla sedia che ho posizionato un volantino. È un evento molto importante, è un gran galà della solidarietà che il 12 di dicembre sto organizzando come Taglio di Po nel cuore, in collaborazione con Confartigianato. La conduzione sarà del grandissimo Leandro, perciò già questo dovrebbe essere una garanzia. E lo faremo, è una cena di solidarietà verso le popolazioni e le aziende colpite dal tornado di luglio. Sarà presente il sindaco di Dolo, abbiamo avuto anche il patrocinio, è qualcosa che sentiamo molto. Noi siamo un territorio che fortunatamente molti di noi non hanno provato quello che è stata l'alluvione, l'abbiamo fortunatamente sentita solo nominare, però siamo molto solidari in particolare con i nostri vicini e noi siamo veneti, sapete che quando si tratta di essere solidari noi non abbiamo paragoni con nessun altro, perciò sarà una cena sì, ma quasi quasi la cena va in secondo piano perché sarà una cena spettacolo. Se volete aderire i posti non sono limitati a 400, Canon Zimina di più. I posti sono limitati, comunque siccome ieri sono andati fuori i manifesti e sono già 200 prenotazioni, io ve lo dico, dopo vedete voi. Grazie ancora. Piero, una foto di gruppo. Io tra di voi, ed io tra di voi. Il vantaggio di essere piccoli, vedete?